ci riferiamo a un spiacevole, insomma, una spiacevole successa il 21 ottobre 2021, dove durante il tavolo di contrattazione decentrata della SUGI, il segretario generale della UIL si sarebbe rivolto alla sua collega, sempre però della CGIL, apostrofandola con l'epiteto di donna handicappata. Ovviamente questa cosa è sicuramente, voglio dire, una cosa terribile, voglio dire, da sentire, ma ovviamente poi sarà la persona stessa a valutare che cosa e come muoversi. Ma appunto questi comportamenti, oltre a provocare un danno morale alle persone che vengono direttamente colpite, sono anche un danno che va alle istituzioni coinvolte anche indirettamente, e quindi ricevuta questa segnalazione abbiamo presentato l'interrogazione per capire che cosa intende fare l'amministrazione regionale, anche magari attraverso il direttore generale di Asugi, per riprendere in qualche modo il rappresentante sindacale che ha attuato questo comportamento. Grazie, prego, Assessore Rosolén. Io ho un contributo dell'assessore Riccardi che mi assicura che in riferimento all'episodio verificatosi in data 21 ottobre, il dottor Poggiana, direttore generale della SUGI, in occasione del successivo incontro sindacale del 29 ottobre, ha richiamato i rappresentanti della delegazione sindacale e i principi che devono contraddistinguere il sistema delle elezioni sindacali, quali la responsabilità, la correttezza, buona fede, trasparenza. Ha quindi invitato tutte le sigle sindacali a mantenere un comportamento corretto, ribadendo che gli interventi nei confronti fra le parti devono sempre avvenire in modo adeguato e nel rispetto reciproco, specificando che, ove questi principi non fossero rispettati, si procederà con l'interruzione immediata della riunione. Premesso quanto ovviamente riferito, di cui io non ho contezza dalla consigliera dal Zovo, credo che qualsiasi atto indecoroso come quello che è stato descritto va fermamente condannato e ovviamente alla persona offesa esprimo tutta la mia solidarietà. Per quanto riguarda la richiesta di intervento al direttore generale di Asugi, credo sia già stata fatta, così come testimoniato dall'intervento, e auspico invece che i protagonisti, soprattutto le organizzazioni sindacali, in queste vicende riescano finalmente a mettere in atto quanto spetta a loro, anche in qualità di organismi intermedi nella correttezza dei rapporti e nella composizione di eventuali dissidi. Sì, prego, consigliera Dal Zovo. Sì, ringrazio l'assessore Rosolén, sì, posso ritenermi soddisfatta della risposta, e assolutamente mi aggancio e mi unisco all'espressione di solidarietà nei confronti della persona offesa in questo caso. Sì, l'abbiamo presentata, potevamo immaginare che si sarebbe agito subito, ma appunto volevamo contezza del fatto che appunto ci si sia mossi contro questo episodio, insomma, augurandoci, come dice bene l'assessore, di non vederne più e di non sentirne più. Grazie.